C'era una volta un orto, oggi giornata clou per quanto riguarda la raccolta delle olive. Che cosa sta succedendo questa mattina? Le classi di Via Lombardia e una classe del capoluogo questa mattina stanno aiutando gli operai del comune con Battilana, l'assessore, Nicola Gandolfo e altri olivicoltori. La raccolta stanno facendo tutti insieme. I bambini sono bravissimi a separare. Come si stanno comportando i bambini? I bambini sono bravissimi, ci sono i piccolini che stanno imparando dai grandi a separare le olive dalle foglie. Direi che è soddisfacente il progetto, che va avanti da circa 8 anni. Un momento per imparare divertendosi questo. Certo, sono coinvolti tutti ed è un lavoro interdisciplinare. I bambini possono poi raccontare quello che hanno fatto questa mattina. C'è tutto il lavoro del discorso sul territorio, che è molto importante, il ritorno all'agricoltura che veniva un po' a mancare nelle nostre zone. Molti bambini questa mattina hanno detto: ho deciso che sarà il mio lavoro da grande, crediamoci. Vabbè, è un buon segno questo. Sarà proprio così. Ma fra 250 circa di Via Lombardia e una ventina del capoluogo, fra tutti questi bambini forse qualcuno frequenterà l'agrario e ce lo ritroveremo fra qualche anno a fare l'olivicoltore. La speranza è questa. Il messaggio che diamo ai bambini è appunto valorizzare la nostra terra. Questo è un luogo particolare per la scuola. Dove ci troviamo? Ci troviamo nel cortile della scuola, una parte del cortile appunto è stato adibito a oliveto didattico già da qualche anno. Questa mattina i bambini hanno visto la battitura, stanno raccogliendo. Stanno raccogliendo, collaborano durante la battitura reggendo le olive, se vede stanno tenendo le olive e capiscono che l'oliva che fuoriesce dalla rete va raccolta, perché anche questo è oro prezioso per noi. Questo si può dire è un oliveto biologico, i bambini possono starvi sotto in totale sicurezza, perché? Assolutamente sì, perché tutti quanti i trattamenti sono stati fatti con prodotti completamente naturali, atossici, che danno la possibilità di poter essere usati anche appunto da bambini o da coltivatori che tengono anche la propria salute, oltre ad avere un prodotto bello, buono e profumato, perché c'è la cesta dove abbiamo raccolto le olive che ha già un profumo d'oliva stupendo, meraviglioso, e dato anche da questi prodotti che sono stati usati, che sono completamente naturali, non ci sono elementi chimici di sintesi. È stata fatta la lotta alla mosca proprio con questo sistema BioAgrifert, che c'è dentro il Fertinat e della zeolite, che è un minerale, quindi un mix di varie cose, potendo mantenere una buona qualità e la possibilità sia per chi coltiva poi di poter coltivare in salute e poter avere anche dei frutti buoni e sani. I risultati ottenuti utilizzando questo prodotto sono buoni e ci sono? Ci sono, esattamente, abbiamo già fatto varie sperimentazioni su vari tipi di colture, università hanno fatto ad esempio, non so, mi viene in mente sulle patate, studi proprio di differenza tra le patate coltivate con il nostro prodotto oppure con metodi tradizionali, si è visto proprio una differenza sia nella quantità che nell'assenza poi anche da malattie derivanti da attacchi patogeni, da vari insetti e quindi da questo si riesce a vedere la differenza. Poi vabbè, l'abbiamo fatto sull'uva, stiamo trattando il basilico, anche proprio come aspetto antifungino, perché sono prodotti che danno la possibilità di poter coltivare eliminando l'ausilio della chimica. È una novità che però si rifà agli antichi saperi, perché comunque sono prodotti che partono ad esempio dal letame di cavallo, che è quello che usavano i nostri nonni quando andavano in campagna, a un nuovo metodo che è un trattamento fisico, e questo è completamente futuribile. Si sposa un po' il meglio di tutto, i nostri saperi antichi con il sapere del futuro. Poi la natura alla fine ringrazia. Quali sono i soggetti coinvolti questa mattina in questa iniziativa che vede protagonisti i bimbi delle scuole? Sì, innanzitutto loro con i loro insegnanti sono, credo, la parte
il soggetto principale coinvolto in questa manifestazione, chiamiamola così. E ci sono la cooperativa Olivicoltori Sestresi con il presidente e vicepresidente, c'è il servizio di manutenzione del comune con Danilo che ci sta dando una grossa mano. E poi abbiamo i ragazzi anche da Marco Polo, quest'anno è la prima volta, mi fa piacere, abbiamo avuto anche i ragazzi di Marsano negli altri anni. Insomma, questo è il 4º anno di fila che riusciamo a riproporre questa giornata, che diventa non solo un motivo così per fare l'olio per la scuola, che poi viene assaggiato ovviamente in tutte le scuole primarie del comune di Sesti Levante, ma anche poi ovviamente durante la manifestazione Pane e Olio che si tiene i primi di dicembre, ma direi che è una valenza anche che va oltre, ecco, insomma, il semplice fare olio, insomma, è una giornata in cui oggi tra l'altro abbiamo la fortuna di una bellissima giornata di sole. E è un po' anche riscoprire i mestieri legati all'olivo, quindi abbiamo anche oggi un ragazzo che fa la becchiatura con la pertica come si faceva nei decenni scorsi, adesso abbiamo gli scuotitori, però i bambini hanno modo un po' di vedere tutti gli aspetti e poi la giornata si conclude in frantoio con l'olio nuovo, la merenda pane e olio, così di modo che i bambini hanno modo di vedere tutto il ciclo completo dall'oliva all'olio. Ormai è una tradizione qui alle scuole riscoprire come viene fatto l'olio e farlo conoscere alle giovani generazioni. Sì, ormai sono tanti anni che lo facciamo, sempre volentieri, e anche quest'anno abbiamo in qualche modo rifatto questa cosa. Questa mattina si raccoglie, oggi pomeriggio abbiamo già prenotato il frantoio e i bimbi dopo la scuola, quindi verso le 4:30, verranno su in frantoio e vedranno il loro olio uscire, poi gli viene consegnato a loro, quindi alle maestre, per la conservazione, e poi solitamente fanno la merenda, insomma addirittura l'hanno rivenduto poi ai genitori acquistando poi dei prodotti per la scuola naturalmente, e devo dire che la cosa ha avuto un certo successo. Quest'anno mi pare che le olive sono molto sane. Quest'anno che stagione è per la battitura e l'olio di olive? Quest'anno, contrariamente a quello che si pensava, che le rese fossero un pochettino scarse, sono invece buone, sono molto soddisfacenti. Siamo sui 2,5 kg, siamo sui 2,5 litri, 3 litri a quarta, a volte anche di più, dipende un pochettino dall'esposizione, però rispetto alle rese dell'anno scorso, che erano eccezionali, siamo appena sotto la media, quindi va bene. La Mosca quest'anno ha risparmiato ancora una volta. La Mosca ci ha risparmiato, il caldo ci ha dato una mano e anche per questo poi occorrerà testare un pochettino meglio i vari trattamenti, però quest'anno la Mosca è stata abbastanza onesta, diciamo, con le olive, quindi non ha infierito più di tanto, e quindi adesso si fa la raccolta anticipata. Chi vuole raccogliere, le rese sono buone, ripeto, chi invece vuole fare ancora un trattamento e spostare a novembre inoltrato la raccolta può farlo naturalmente, però adesso, contrariamente a un mese e mezzo fa, c'è una forte infestazione di mosca dovuta anche alle temperature, quindi alle condizioni meteo, quindi si suggerisce di raccogliere anticipatamente oppure di fare il trattamento. La qualità anche si conferma buona? Sì, la qualità devo dire è ottima da subito. Noi abbiamo provato il frantoio all'incirca 20 giorni fa con una prima partita di olive, fra l'altro le nostre, anche quelle trattate in modo biologico lì vicino alla cooperativa, ed è un ottimo olio, quindi non ha risentito per niente, diciamo, anzi direi che con l'apporto nutritivo che gli è stato dato dei minerali ha dato il suo frutto, e soprattutto l'acqua ha fatto sì, a differenza dell'anno scorso, che si sentisse un po' meno quel piccantino, non tanto, no, l'acidità è un'altra cosa, però insomma che non ci fosse quell'odore di secco dovuto alla siccità, ecco, quindi un sapore molto dolce.
All'opera questa mattina anche dei bimbi un po' più grandi, chi sono? Sono i bimbi più grandi del terzo anno della scuola alberghiera Marco Polo. Abbiamo aderito volentieri all'invito della cooperativa Olivicoltori Sestresi del Comune di Sestri Levante per intervenire in questa giornata che ci vede coinvolti assieme ai bambini nella raccolta delle olive e la lavorazione poi al frantoio. Oggi si ha la possibilità di vedere l'intera filiera dell'olio. Esatto, potremmo denominarla dal campo al tavolo, perché dal campo vediamo la raccolta del frutto, vedremo poi il risultato finale, l'olio, e vedremo il suo utilizzo poi in cucina e per la ristorazione. Questa è anche una filiera economica, comunque questi ragazzi stanno studiando, in un futuro potrebbe esserci anche questo nel loro spazio occupazionale. Certo, può essere questo perché può essere una ricaduta economica, in quanto anche un aspetto del turismo può essere legato proprio al territorio, alla tutela dell'ambiente e all'agriturismo in generale. Dunque valorizzare e conoscere i prodotti del nostro territorio credo che sia più che importante. Come stanno vivendo questa giornata i ragazzi? I ragazzi la vivono con entusiasmo perché è un'attività all'aria aperta a prescindere, dunque sono ben contenti di questa giornata, e poi l'entusiasmo dei bambini piccoli credo che contagi tutti, ragazzi grandi e adulti. Ci sono anche i nonni questa mattina? Questa mattina sì, anche altre mattine. Per fortuna ci siamo anche noi, dai. Com'è lavorare con i nipoti? È una cosa meravigliosa, guarda. È più quello che si riceve che quello che si dà, senz'altro. Come sono? Lavorano bene? O devono ancora perfezionare un po' la tecnica? Ma se li coinvolgi nel modo dovuto sono bravi. Sono quasi indispensabili questi lavori. Cosa stai tenendo in mano? Un bare. Cos'è, una rete questa? Sì. E cosa ci cade dentro? Le olive. Le olive? E dove sono le olive adesso? Il tappeto. Sulla rete. E poi con le olive che cosa ci si fa? Si fa l'olio. È buono l'olio? Sì. Adesso date... Con il pane. Anche con il pane è buono, vero? Mi state divertendo? Sì. Cosa state facendo questa mattina? Stiamo togliendo le foglie dalle olive. Le olive quando cadono e finiscono in testa fanno male? No. No? No. Ogni tanto cadono però, ma non fanno male. E poi le state raccogliendo, che cosa si fa poi con le olive? Ci facciamo l'olio e le portiamo al frantoio. È una cosa bella questa mattina, vi state divertendo? Sì. Finora. È faticoso però? No. No, ogni tanto. Fate un grande ciao! Ciao! È tutto pronto per la partenza? Sicuramente tutto pronto, qui da Chiavari oggi la sesta tappa di questa nona edizione del Giro, tantissima la partecipazione degli atleti, sono 70 iscritti, quindi un buon numero, un bel numero, speriamo nel tempo, insomma adesso sta piovigginando ma sicuramente poi la giornata si aprirà e regalerà per il secondo anno di fila qui a Chiavari una sicura emozione a tutti i partecipanti. Quali sono le caratteristiche di questa tappa? Allora, oggi sicuramente è un circuito molto tecnico, è ricco di curve, controcurve, infatti faremo 2 gare, quindi 2 partenze separate proprio per garantire la sicurezza degli atleti e il bello è che attraverseremo tutto il centro cittadino con i famosi carruggi. Previsioni? Le previsioni sono, spero oggi ovviamente che vada tutto bene, poi noi in verità oggi lanciamo quella che è la finale di settimana prossima da Torino e dove concluderemo finalmente questa bellissima edizione del Giro d'Italia. Oltre a Vittorio, il Big di Chiavari, c'è qualche altra personalità in gara?
Allora, innanzitutto da noi sono tutti campioni, sicuramente annoveriamo quest'anno la partecipazione a tutte le tappe di Francesca Porcellato, pluricampionessa paralimpica di qualsiasi tipo di disciplina, paralimpiadi invernali piuttosto che estive, nonché campionessa del mondo in carica per la sua categoria di handbike. Vittorio sicuramente riscontrerà successo però. Ovvio, Vittorio è sempre un campione, quindi lui lo riscuote sempre e oggi poi soprattutto per... Gioca in casa. Gioca in casa, ma oggi con l'esperienza di organizzatore, visto che la tappa l'ha voluta lui e la sta organizzando lui. A Chiavari è la seconda volta che veniamo, siamo sempre molto contenti, infatti ringrazio ovviamente Vittorio e Gianluigi Brigneti per il supporto che ci danno quando veniamo qua in Liguria. Sergio, si sta per partire. Sì, io purtroppo non riesco a partire perché ho avuto dei problemi 4 mesi fa, però sono qua a seguire la squadra e spero che vada tutto bene e spero che i ragazzi si comportino bene. L'importante, la cosa principale è divertirsi e non farsi del male. La Cattive di Brescia, siete forti? Non è che siamo forti, ci proviamo, dai, proviamo a cercare di essere forti, ma sarà dura. Conoscete questa città, questo circuito? L'ho fatta 5 anni fa, 4 o 5 anni fa che hanno fatto la gara qua, l'ho fatta, perciò ed era spettacolare. Cosa vi aspettate da questa giornata? Ma sicuramente tanto divertimento perché è un percorso bello, dinamico, veloce, tecnico e insomma l'ha disegnato Vittorio, quindi insomma non poteva che fare una cosa molto, molto bella. Anch'io sono stata qua qualche anno fa alla gara, è molto bello, tantissimo pubblico, spero che anche oggi nonostante così il tempo un po' poco felice però ci sia lo stesso perché è assolutamente divertente. Come vanno i tuoi impegni al di là dell'impegno sportivo? Gli impegni sono tanti, infatti ieri mattina ero impegnata con le mele dell'AISM, poi ieri pomeriggio era un evento a Sanremo, oggi sono qua, poi stasera ritorno a Sanremo per un'altra gara domani, insomma, se vuoi puoi, ma non solo, perché si sistemano anche un po' tutte le varie impegni, si incastrano tutti e ce la fai sempre. E quando desisti che poi non funziona più niente. Insomma. Oggi noi tifiamo per Vittorio. Assolutamente, e soprattutto per Anita, la sua bimba. Gianluigi, un grande lavoro a livello organizzativo. Sì. Come tutte le manifestazioni di questo livello, soprattutto nazionali, c'è un grosso impegno, necessita un grosso impegno e devo ringraziare l'amministrazione, devo ringraziare chi ci ha dato l'aiuto per presidiare tutta la viabilità perché la città ha risposto molto bene, abbiamo avuto le strade libere, non ci sono stati grossi problemi, non si è fatto male nessuno, che questo è il punto che mi preme di più perché sono una manifestazione sportiva. E penso che il fatto di aver fatto passare, forse per la prima volta, una competizione di questo livello in carruggio dritto sia un fiore all'occhiello che ci porteremo avanti per molti anni, questo senz'altro. Poi ovviamente come tutte le manifestazioni porta un impegno pesante molto prima perché per cercare di pensare tutto. Per far garantire al massimo la sicurezza sia di chi vede, di chi assiste, sia per loro che gareggiano perché sono ragazzi stupendi, meravigliosi. E poi diciamo si può avere una giornata di disagio qualche ora e tanto riflettere su chi forse disagio ce l'ha un po' ogni 5 minuti. Assolutamente, e se la gente guardasse queste persone e capisse cosa vuol dire gareggiare, ma per arrivare a gareggiare così, gli sforzi che fanno queste persone, forse qualcuno un pochettino dovrebbe, prima di parlare, di scrivere, dovrebbe pensare, onestamente. Chi ha vinto? Ha vinto Federico, è un campione del mondo, fa parte della squadra di Vittorio Podestà, che ha messo su quest'anno ed è un fiore all'occhiello per tutta Chiavari, perché avere un campione del mondo, un campione paraolimpico a Chiavari, è veramente, credetemi, un qualcosa di eccezionale e chi conosce Vittorio non può che veramente dire viva lo sport perché questo è sport vero perché
chiamiamolo normodotato, poi non so chi è normodotato, lo dico francamente, ma un normodotato, se andiamo a vedere, non fa quello che fanno loro, non lo fa, perché qui c'è la passione, veramente il cuore, la passione dello sport. C'è stato un grosso impegno da parte del Comune. Sì, c'è stato un grosso impegno, siamo contenti, la manifestazione è ampiamente riuscita, siamo estremamente felici di averla riproposta dopo 5 anni, anche perché ci ricordiamo che l'amministrazione precedente l'ultima volta non l'aveva voluta ospitare. Nel momento in cui c'è stato anche presentato il percorso ci è piaciuto molto, lo abbiamo sposato. Pensiamo anche che per la promozione della città abbia una valenza particolare, in quanto anche questi atleti hanno avuto modo di conoscere il nostro centro storico, Chiavari, città dei portici, città dello shopping. Mi è dispiaciuto soltanto che ci sono state sinceramente delle polemiche pretestuose da parte di alcuni che non ho ben capito, perché la manifestazione è stata veramente bella, oltre che sportiva, una valenza sociale. Ho avuto modo in questi giorni di conoscere questi atleti, alcuni di loro, e sono persone meravigliose. Chiavari nella totalità l'ha accolti molto bene, tra il dire sì e il dire no abbiamo scelto di dire sì, di sposare appunto l'iniziativa. Siamo felici di averlo fatto e la riproporremo. Beh, è chiaro che quando c'è una manifestazione così in una città un po' di disagio si crea, però credo che ne valga la pena. Ma quello sicuramente, perché è chiaro che se si va a fare un percorso importante bisogna chiudere qualche via, si può appunto migliorare, magari la prossima volta possiamo vedere di chiudere una via piuttosto che un'altra, ma tutto sommato diciamo che sono quelle 6-7 ore che pensiamo che non portino alcun danno a nessuno. Chi sarà contento e chissà con quale sguardo oggi avrà visto Chiavari e Donnando. Beh, sicuramente Donnando, come ha detto Vittorio Podestà, chiavarese, sicuramente avrà visto benissimo questa giornata. Come appunto Vittorio ha sottolineato, il fatto che il tempo abbia tenuto quando era previsto veramente pioggia e un po' di sospensione c'è stata, ci piace pensare che Donnando da lassù abbia veramente cercato di fare la sua parte. Federico, complimenti, sei arrivato primo assoluto. Sì, è stata una bella gara, insomma, qua in casa della mia società, insomma, di Vittorio Podestà. È un bel percorso, tutto curve, bello anche il tempo, insomma, ci ha assistito, ecco, sono felice, insomma. Come ti sei trovato nel circuito? No, bello perché curve, ripartenze, solo un po' diciamo non pavé, insomma lì un po' si sballotta, però insomma bello, dai, è stato emozionante, insomma. È stato difficile come circuito? È difficile perché appunto ci sono ripartenze, frenare, ripartire, però insomma è divertente, ecco, penso anche per il pubblico, insomma. Allora questa tua vittoria è insieme a Vittorio Podestà? Sì, beh, è anche merito suo, insomma, che ha voluto mettere su sta squadra. Ringrazio anche gli sponsor, insomma, tutti quelli che hanno collaborato, insomma, che hanno reso possibile, ecco. Complimenti, insomma è una bicicletta, è uno strumento, insomma è un mucchio di strumenti, come fate? Sì, comunque, beh, questo telaio è stato pensato, insomma, progettato anche da Vittorio, è in carbonio, insomma, sì, biciclette, insomma, come sì, c'è tecnologia, ecco. Andate molto veloci e molto attaccati. Sì, beh, anche qua insomma si sfrutta la scia e si cerca di stare in gruppo, ecco. E dopo chi ne ha di più, insomma, se scatta si cerca insomma di riprenderlo, ecco.
Bene, la prossima gara a Torino? No, la prossima gara domani a Sanremo, che c'è una tappa dell'Europeo. Fabrizio, complimenti per la vittoria. Grazie mille. Diciamo, mi ero preparato bene per questa gara, ho fatto un lavoro questo mese con la palestra e quando decido di vincere una gara mi preparo bene e l'obiettivo l'ho raggiunto, diciamo. Ti sei preparato bene? Sì, con la palestra e ho una marcia in più, diciamo, sul pavé, sulla salita, perché avevo capito che lì potevo fare la differenza. Li avevo staccati, poi mi hanno riprese e poi dopo gli ultimi 2 giri ho attaccato un'altra volta e li ho staccati definitivamente e sono arrivato prima. Non era facile, soprattutto c'era anche la strada bagnata, no? Sì, era bagnata col pavé e nelle curve, quindi era, oltre il percorso nel pavé e la salita, c'erano anche le curve bagnate che si affrontavano sui 35-40 all'ora, dipende, senza mai frenare. Allora, Fabrizio, Chiavari te la ricorderai per questa giornata? Sì, è emozionante perché l'ha organizzato il nostro pluricampione mondiale e paraolimpico, il nostro amico Podestà, e fa piacere vincere in questa gara che è organizzata da un nostro grande campione. Secondo classificato Andrea Gomiero, sempre premiato ovviamente dall'assessore Gianluca Natto, e primo classificato per la categoria H1 Riccardo Cavallini, che ha diritto anche alla bottiglia messa a disposizione sempre dal comitato locale. Solo pubblicitarie, le borsette poi dovreste lasciarle qua che servono per tutti. Primo classificato Umberto Pascoli. Qualche informazione anche per questa categoria. Umberto ha percorso 8 giri del circuito in 1 ora 7 minuti e 41 secondi alla media di 22.692. Anche per il primo bottiglia e medaglia. Giagno. Grazie. Cazza! Il numero 1. Quindi questa è la categoria H5, poi avremo l'Open. Vittorio, sei contento di questa giornata? Beh, sono contento, è andato bene. Giove Pluvio ci ha aiutato, anzi forse Don Nando ci ha dato una mano da lassù. E io stamattina mi sono vestito da sub stamattina perché ho visto le previsioni e ho visto 100% di probabilità di pioggia, ho detto l'ho vista male. E ho detto mi vesto da sub perché oggi mi aspetto di tutto. Per fortuna è andata bene, quindi prima di tutto lo spettacolo che non è rovinato dalla pioggia, anche se non c'era il sole dell'estate fino a ieri, però sono contento. Poi ha vinto anche nella categoria H3 il nostro campione del mondo a cronometro, siamo felici, abbiamo fatto anche contenti i nostri sponsor, Arinux, Faci, che ci danno una mano a fare, perché sulla strada è nata quest'anno tra 1000 difficoltà, ma abbiamo avuto subito persone che ci hanno dato fiducia e quindi fa piacere. Chiavari ha risposto bene da un lato, qualcun altro che forse anche perché sperava di avere il sole invece di colpo non l'ha avuto, in coda ha sofferto un po', mi spiace, ma
io capisco, però il mondo è anche un pochettino avere qualche disagio per qualcosa di nuovo, di bello ogni tanto, perché secondo me se si vuol buttare una goccia, la famosa goccia in uno stagno, bisogna buttare sta goccia, se no lo stagno rimane sempre piatto. È una città, ha bisogno di tante gocce, una città soprattutto come la nostra, dove c'è un pochettino di inerzia a fare le cose e quelli entusiasti di solito sono un po' soffocati da quelli un po' meno entusiasti. Noi ci abbiamo provato e non so se ci riproveremo, vediamo. Hai lavorato tantissimo, dietro le quinte. Sì, un po' ho aiutato Brignetti, che è un cavallo matto e che lui mi butta sempre in avventura che sinceramente quest'anno ci tenevo, perché secondo me il percorso era molto bello, perché secondo me Chiavari è una città particolare e questa è tutta gente che viene da fuori, anche dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Croazia, e vedere il Carugio è qualcosa che non ce l'abbiamo solo noi, no? Ecco, quindi non si può pretendere che i turisti vengano solo guardando Facebook o internet, perché poi non danno l'idea delle cose, e se no vanno solo a Firenze, a Roma, e allora facciamoli venire anche qua, perché abbiamo delle cose belle da vedere. Questo è un modo, si è sempre detto, i nostri sindaci hanno sempre detto, e l'hanno confermato il sindaco attuale, che questa è una città che ha un clima e che può puntare anche all'extra stagionale, no? Puntando sullo sport, perché qui si può venire ad allenarsi, a visitare tutto quanto, e proviamo a fargli vedere che qua si può fare. Allora facciamo così, concludiamo. Vito Federico, che appartiene alla tua squadra, Tigullio Bike Team. E abbiamo i sostenitori di tutto il comprensorio, no? Sestri Levante, Carasco, Chiavari, il presidente Gozzi, Conduferco. Era prevista questa vittoria di Federico? No, non era prevista, anzi ieri ho portato dei tedeschi, amici miei, a girare in bici, siamo andati a Sesti, ho fatto vedere Renà, le nuove spiagge che Marco Carbone ha adibito a disabili, l'associazione, 4 città, dove a Sesti Levante abbiamo 4 spiagge accessibili. Penso che non ci sia, forse neanche al mondo, un posto così, no? Con 4 spiagge accessibili. Li ho portati a far vedere le cose e gli ho detto, lui mi ha detto, ma vuoi che vinca il tuo, sai, i criteri non si fa così? Gli ho detto no, a lui non piacerebbe vincere facile, quindi fate una gara come se fosse e poi è andata bene, poi magari anche ha favorito perché sono dati un po' di sportellate e mi fa piacere che è andata così, ma sarebbe andata bene, cioè se vince il migliore va sempre bene. Un circuito che è piaciuto sentendo loro. Sì, subito avevano un po' di paura perché con la pioggia che minacciava, tutto questo selciato e soprattutto un mese che non piove, c'era un viscido per terra incredibile e su 3 ruote vi assicuro che non è semplice perché sono difficili da guidare, non sono né una moto né una macchina e quindi ci vuole una certa abilità, però quando è saponoso per terra diventa un problema e avevo paura anche per quello. Poi dopo erano tutti contenti perché un circuito così, con le strade così larghe, con tutte le macchine praticamente tutte tolte, io sfido le altre città, Torino, che la prossima settimana, quelli che sono state prima, ad avere un circuito così libero. Abbiamo fatto un po' arrabbiare qualcuno, ma la sicurezza non ha prezzo. Sentivo stamattina che dicevi di tenere le gomme un pochino più molle. Anche perché con tutte le curve che c'erano, se c'era un po' viscido, se la gomma è dura è come avere una pietra, no? E dietro hanno molto poco peso, perché il peso è soprattutto davanti e di conseguenza la bici va di traverso, certo un po' la puoi controllare, ma se si gira completamente, a me è già capitato di fare un po' di testa a coda, non è piacevole, perché poi di solito ti fermi sempre in direzione opposta e a quel punto, non avendo la retromarcia, bisogna perdere un sacco di tempo. Bene, allora ha vinto Federico, ha vinto Vittorio Podestà, ha vinto anche altri, certo. Ha vinto Vittorio Podestà e diciamo che ha vinto Chiavari, dai. Sì, ha vinto la parte di Chiavari che capisce che anche se ha dei disagi queste cose si possono fare.